Laica di Agrigento interviene sull'ordinanza del Tribunale di Palermo: se il debito verrà riconosciuto lo onorerà regolarmente. Il governo Schifani supera il target di spesa dei fondi europei del FESR, evitato così il disimpegno sulle risorse future. Numerosi gli attestati di solidarietà verso il sindaco di Aragona e il presidente del consorzio Pendolino per l'incendio che ha interessato un mezzo meccanico dell'azienda di cui lo stesso è socio. Operazione dei carabinieri antidroga a Licata. A Palma di Montechiaro i poliziotti scoprono una piantagione di hashish in una serra. Denuncia del sindacato Sinape per il carcere di Sciacca: ripristinare subito il servizio medico notturno revocato dal 1 gennaio 2026. Si dimette dal PD l'ex parlamentare europeo e medico di Lampedusa Piero Bartolo: non ci sono più le condizioni per restare all'interno del partito. Si è spento ieri l'avvocato penalista Salvatore Re, aveva 86 anni, oggi funerali al cimitero di Favara. Iniziata la sessione invernale del calciomercato per rimborsare le rose fino al prossimo 2 febbraio. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, sabato 3 gennaio. Laica, azienda idrica Comuni Agrigentini, ritiene doveroso fornire un chiarimento puntuale e trasparente ai cittadini in merito all'ordinanza del Tribunale di Palermo recentemente notificata. Riguarda un'avvertenza giudiziaria risalente nel tempo, afferente a una causa pregressa e riferita a un residuo debitorio già noto e circoscritto. Non si tratta dunque di un nuovo contenzioso, di una situazione improvvisa fuori controllo. Laica ha formalmente riscontrato l'ordinanza prendendo atto della sua natura esecutiva, chiarendo che qualora l'importo dovesse risultare definitivamente dovuto all'esito del giudizio, esso verrà regolarmente onorato utilizzando una quota delle risorse regionali già stanziate a copertura dei debiti del sistema idrico agrigentino. Tutto avverrà nel pieno rispetto della legge e senza ricadute sui cittadini. Parallelamente, Laica non arretra di un solo passo nella propria azione di tutela dell'interesse pubblico e della collettività. L'azienda ha infatti riscontrato puntualmente la diffida di Siciliacque, chiesto formalmente l'apertura di un fascicolo di controllo presso la Corte dei Conti, segnalato criticità gravi e strutturali sul sistema di fatturazione dell'acqua prodotta dai dissalatori finanziate con risorse regionali, evidenziato la necessità di verificare l'effettiva produzione di acqua rispetto ai fondi pubblici integralmente ricevuti a tutela delle risorse dei contribuenti. Laica ha inoltre ribadito con fermezza che ogni ipotesi di riduzione della fornitura idrica all'ingrosso è giuridicamente illegittima, come già chiarito dalla stessa azienda anche alla presidenza della regione siciliana. La normativa vigente non consentirà alcuna riduzione del servizio tra sovrambito e ambito e qualsiasi tentativo in tal senso sarà contestato in ogni sede istituzionale e giudiziaria. Il governo Schifani supera il target di spesa 2025 del FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. La Commissione Europea ha infatti certificato l'utilizzo di 373 milioni di euro a fronte dei 338 necessari per evitare il disimpegno automatico delle risorse. Il nostro servizio. Il governo Schifani supera il target di spesa nel 2025 per il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. La Commissione Europea ha infatti certificato l'utilizzo di ben 373 milioni di euro a fronte dei 338 milioni necessari per evitare il disimpegno automatico delle risorse. Insieme a questo risultato arriva da Bruxelles anche il via libera alla riprogrammazione del piano operativo FESR 21-27 nell'ambito della Mid-Term Review.
la verifica di metà percorso che la normativa europea prevede per consentire alle regioni di rimodulare le priorità di investimento alla luce dei risultati raggiunti e dei cambiamenti nel contesto economico-sociale. Con la rimodulazione approvata, infatti, il programma introduce 4 nuove priorità: l'interconnessione energetiche, le infrastrutture per mobilità e difesa, il contrasto al disagio abitativo e gestione sicura delle risorse idriche. La dotazione complessiva sale a 5,7 miliardi di euro. La scadenza finale del programma si sposta pertanto dal 31 dicembre 2029 alla fine del 2030. Il superamento degli obiettivi di spesa e l'approvazione della riprogrammazione da parte di Bruxelles, ha affermato il presidente della regione Schifani, rappresentano un traguardo di grande rilievo per la nostra Sicilia, dimostrando la capacità della regione di utilizzare con efficacia le risorse europee, mettendole a servizio dello sviluppo e della crescita del territorio. Un risultato, conclude Schifani, che consolida la credibilità dell'amministrazione regionale nel rapporto con le istituzioni comunitarie. Ringrazio pertanto il dirigente Falgares e gli uffici che con grande impegno hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo. Numerosi sono gli attestati di solidarietà arrivate per l'atto intimidatorio subito dal presidente della provincia, nonché sindaco di Aragona Pendolino, per il mezzo meccanico bruciato ieri all'interno dell'azienda agricola, cui lo stesso neanche socio e servizio. Numerosi sono gli attestati di solidarietà arrivati per l'atto intimidatorio subito dal presidente della provincia, nonché sindaco di Aragona Pendolino, per il mezzo meccanico bruciato all'interno dell'azienda agricola, cui lo stesso neanche socio. Tra i tanti quello del cartello sociale di Agrigento, che afferma si tratta di un gesto vile che richiama metodi mafiosi ormai noti e che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alle istituzioni democratiche e al principio stesso di legalità. Del primo cittadino di Agrigento, Miccichè, che rinnova incondizionatamente la stima nei confronti del collega sindaco di Aragona, del vicepresidente del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Domenico Scicolone, che ha firmato una nota a nome dell'intero Consiglio del Libero Consorzio nella quale condanna con fermezza l'accaduto, richiamando l'attenzione sull'escalation di episodi analoghi che continuano a verificarsi nel territorio agrigentino, ribadendo la necessità di garantire la sicurezza e la protezione agli amministratori locali quotidianamente esposti a minacce e intimidazioni. Anche da parte dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, arriva la propria e piena e convinta solidarietà al sindaco di Aragona Pendolino, affermando si tratta di un episodio gravissimo che non colpisce soltanto una persona, un'attività economica, ma l'intera comunità, le istituzioni democratiche e il principio stesso di legalità. Ogni forma di violenza, intimidazione o danneggiamento rappresentano un attacco diretto allo Stato e a chi ogni giorno opera con responsabilità al servizio del territorio. L'AICA continuerà a stare senza ambiguità da parte dello Stato, dei sindaci e di tutti coloro che lavorano con correttezza e coraggio per il futuro del nostro territorio. La solidarietà anche da Roberta Lala, segretaria provinciale di Italia Viva, che condanna con fermezza il gesto intimidatorio, la prepotenza e i danneggiamenti, affermando che sono metodi criminali verso i quali non può più piegarsi chi esercita la propria funzione istituzionale. Solidarietà anche da parte dei responsabili del distretto turistico Valle dei Templi, che ribadiscono il pieno sostegno per il gesto vile che attenta alla sicurezza e ai valori democratici della nostra collettività. A Licata i carabinieri hanno deferito un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della locale stazione di Licata hanno deferito in stato di libertà alla competente procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 33 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L'attività era scaturita da un controllo del territorio durante il quale i militari hanno notato l'uomo nei pressi della propria abitazione. Il comportamento assunto alla vista della pattuglia ha indotto pertanto gli operanti a procedere a una perquisizione personale e successivamente a casa. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente 22 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, 2 grammi di crack, suddivisi già in dosi, nonché materiale per la pesatura delle sostanze stupefacenti, 2 dispositivi telefonici ritenuti riconducibili all'attività illecita. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro giudiziario. L'episodio si inserisce nell'ambito dell'attività di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'Arma dei Carabinieri sul territorio anche durante il periodo della festività a tutela della sicurezza della collettività. Per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare eventuali effettive responsabilità. Trovata all'interno di un'abitazione una serra casalinga indoor di marijuana, sequestrato anche mezzo panetto di hashish, la scoperta avvenuta nel pomeriggio della notte di San Silvestro a Palma di Montechiaro nel corso di un blitz dei poliziotti del commissariato cittadino. Un 34enne di Palma è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno titolare del fascicolo d'inchiesta aperto. Sequestrate numerose piante di marijuana e anche tutto il materiale usato per la coltivazione, areatori, umidificatori, illuminatori, tende termiche e sensori. La serra era stata creata nel seminterrato della casa. L'operazione è stata realizzata durante una perquisizione domiciliare. Gli agenti sospettavano che in quell'appartamento ci fosse un giro di droga, motivo per il quale hanno deciso di entrare in azione. L'intuito investigativo ha fatto cenno. Sopra il tetto sono state rinvenute una trentina di piante di marijuana. Di fatto il 34enne avrebbe spostato la coltivazione nel tetto dello stabile lasciando l'attrezzatura nel seminterrato. Quando la polizia ha citofonato al portone di casa, sequestrati ben 20 kg di erba, ma è stato rinvenuto anche un mezzo panetto di hashish che non è certo sia riconducibile al palmese perché è stato trovato per strada. Il 34enne è stato arrestato in flagranza di reato. L'arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Agrigento che a carico dell'indagato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il SINAPPE denuncia con forza la revoca del servizio medico notturno alla casa circondariale di Sciacca che mette a rischio la salute dei detenuti e la sicurezza pubblica. Il sindacato, per mezzo del suo segretario Rosario Di Prima, chiede pertanto un intervento immediato all'ASP di Agrigento, il nostro servizio. Il SINAPPE, Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, esprime una seria e forte preoccupazione per la decisione di limitare la presenza di medici e infermieri alle sole ore mattutine nella struttura di Sciacca. Il segretario nazionale Rosario Mario Di Prima sottolinea che la misura operativa da gennaio 2026 comprometterebbe il diritto alla salute dei detenuti creando potenziali rischi per l'ordine pubblico. La casa circondariale di Sciacca ospita infatti numerosi detenuti con patologie croniche e necessità di cure continuative, rendendo indispensabile un servizio sanitario attivo 24 ore su 24. L'assenza di medici durante la notte rende ingestibili le emergenze sanitarie come le rianimazioni cardiopolmonari, le crisi epilettiche, ustioni, traumi aggravati dalla complessità dei protocolli di sicurezza per eventuali trasferimenti esterni. Il sindacato SINAPPE ricorda inoltre episodi recenti in cui il personale della polizia penitenziaria di Sciacca, già sotto organico, ha dovuto fronteggiare situazioni critiche senza un adeguato supporto sanitario. Quindi l'appello ai vertici sanitari. Di Prima chiede pertanto al direttore generale dell'ASP di Agrigento e al dirigente del Dipartimento Cure Primarie, dottor Ercole Marchica,
di ripristinare immediatamente il servizio medico in presenza tutti i giorni e in tutte le ore. Il silenzio delle autorità sanitarie, nonostante le segnalazioni inviate da dicembre del 2024, viene interpretato come una scelta in contrasto con le politiche nazionali e regionali sulla tutela della salute pubblica. Il sindacato SINAP conclude avvertendo che ogni eventuale incidente sarà attribuito ai responsabili della revoca. Ha picchiato la convivente a mettere fine alle violenze e l'arrivo fulmineo dei carabinieri. L'uomo è stato bloccato e denunciato, è stato di libertà alla Procura della Repubblica con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 45enne. Subito dopo il fatto è stato avviato l'iter del cosiddetto Codice Rosso che mira a tutelare le donne vittime di violenza. La donna, una casalinga di 50 anni, ha raccontato che in più occasioni il compagno si era reso autore nei suoi confronti di aggressioni verbali e fisiche. La brutta storia di maltrattamenti si è consumata l'altra sera all'interno di un'abitazione di un comune dell'entroterra della provincia di Agrigento. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta arrivata al 112 da parte di un cittadino. E non si ferma l'ondata di violenza che attraversa da giorni lo Zen a Palermo. 2 giovani avrebbero bloccato un mezzo pubblico puntando una pistola verso l'autista. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Zen fuori controllo, quartiere in mano alla microcriminalità che spadroneggia e spaventa, che impone e soffoca il riscatto di un'intera comunità. Dai colpi di arma da fuoco contro il portone della parrocchia San Filippo Neri, episodio accaduto qualche giorno fa, all'ultimo e recente fatto di cronaca di qualche ora addietro, un autobus bloccato senza un apparente motivo da 2 ragazzi a bordo di uno scooter e una pistola puntato verso l'autista del mezzo pubblico da uno dei 2 ragazzi. Un fatto che, se riconosciuto dai riscontri delle forze dell'ordine, conferma il clima pesante che si respira nel quartiere da diverso tempo. Anche la notte di Capodanno è stata segnata da un gravissimo fatto di cronaca che solo per un caso non si è trasformato in tragedia. Una donna emigrata in Svizzera, tornata in città per le festività, è stata ferita a causa di un colpo di arma da fuoco che ha mandato i frantumi, i vetri dell'abitazione mentre era in casa a festeggiare. Il luogo sempre lo Zen. La donna ferita al collo dalle schegge di vetro è stata trasportata in ospedale e poi dimessa dopo le cure del caso. Un vero bollettino di guerra che non può e non deve passare inosservato. Una situazione sempre più fuori controllo, dove a parlare sono le troppe armi in mano a giovanissimi sempre più spregiudicati. L'ex europarlamentare e medico Pietro Bartolo, per anni impegnato a Lampedusa, afferma: desidero comunicare a tutti e a tutti voi che non sussistono più le condizioni perché io resti nel Partito Democratico. Dopo le mie dimissioni dalla segreteria del PD in Sicilia, una decisione maturata con grande rammarico ma divenuta di fatto inevitabile di fronte a un partito litigioso, diviso e segnato da un atteggiamento dell'establishment regionale poco rispettoso nei miei confronti verso chi intende impegnarsi seriamente per la collettività. Così Pietro Bartolo annuncia il suo addio e attacca i dirigenti regionali del partito in Sicilia, guidato dal segretario Anthony Barbagallo, senza però nominarli. Sarà formalmente inaugurato lunedì 5 gennaio alle ore 12 il reparto di oculistica del presidio ospedaliero San Giacomo d'Altopasso di Licata, con il taglio del nastro. Lunedì prossimo l'oculistica di Licata, già attivata nel recente periodo e diretta dal dottor Salvatore Alessi, verrà ufficialmente consegnata alla collettività tra le strutture giunte a compimento nel corso del trascorso 2025, anche le case di comunità dei comuni di Canicattì, Casteltermine e Ravanusa. I 3 centri sono i primi in provincia dove sono stati completati i lavori strutturali di adeguamento necessari all'avvio del nuovo modello di assistenza territoriale, destinato ad avvicinare i servizi ai cittadini, favorire la presa in carico dei pazienti, integrare assistenza sanitaria, sociale e ridurre il ricorso improprio agli ospedali. Se a Canicattì, Casteltermine e Ravanusa l'apertura è imminente, ha dichiarato il direttore generale dell'ASP Giuseppe Capodiesi, negli altri comuni della provincia, 19 in tutto, le case di comunità saranno realtà comunque nel breve periodo, oltre che sul fronte del completamento dei lavori.
lavori, l'ASP di Agrigento, in linea con i tempi previsti, sta lavorando febbrilmente anche sul fronte della dotazione di arredi e soprattutto per il necessario potenziamento degli organici per i nuovi servizi. E si è spento ieri il re del Foro agrigentino, l'avvocato penalista Salvatore Re. Aveva 86 anni ed è stato tra i più noti e apprezzati legali dell'intera provincia. Originario di Favara, nel corso della sua carriera è stato sempre stimato per le sue eccezionali qualità professionali, ma soprattutto umane. Abilitato nel 1965, è stato per diversi anni punto di riferimento per i giovani avvocati agrigentini. Oggi alle 15:30 l'ultimo saluto presso il cimitero di Favara. La redazione TVA esprime le condoglianze alla famiglia, al figlio Daniele e a tutti gli altri familiari e parenti. Il Natale dell'Inner Well Club di Agrigento tra sorrisi e solidarietà. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. È stata una mattinata indimenticabile quella che ieri l'Inner Wheel Club di Agrigento, la cui presidente è Patrizia Di Giovanni Vitellaro, ha dedicato al dono, alla solidarietà e alla vicinanza nell'ambito del progetto Sorriso Uniti per fare del bene, un Natale di sorrisi tra musica e solidarietà. L'iniziativa promossa in condivisione con il Rotary Club, Rotaract e Interact. Le tappe del cuore di questa coinvolgente carovana della solidarietà hanno toccato 3 luoghi simbolo della comunità. Casa della Speranza, dove i 3 club sono stati accolti dalla gioia dei ragazzi che hanno gradito panettoni, dolci, cornamuse e il calore dell'amicizia. Poi il Residence Santa Teresina, dove Babbo Natale, unitamente alle melodie pastorali e le note delle cornamuse, hanno generato gioia e momenti di felicità tra gli anziani ospiti, suscitando tanta commozione. Conclusione di un progetto ricco di umanità e allegria, la pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, che è stata la tappa più commovente. Nel reparto dei piccoli ospiti accolti dal primario dottore Gramaglia e dal direttore sanitario dell'ospedale dottore Asaro, tutti i soci hanno distribuito regali e sorpresine tra i corridoi in festa. Musica, sorrisi e tanta gratitudine tra le mamme, i bimbi e tutto lo staff ospedaliero. Le melodie delle cornamuse hanno trasformato ogni ambiente in un luogo di festa grande, coinvolgente ed emozionante per tutti. Vedere sorrisi, espressioni di gratitudine, gioia e sorpresa negli occhi dei bambini e dei grandi ha gratificato profondamente tutti, le socie dell'Inner Wheel Club, i soci del Rotary, Rotaract e Interact presenti. Una giornata fantastica conferma che l'amicizia, la solidarietà e la condivisione sono il regalo più prezioso di questo Santo Natale. Tanti auguri dall'Inner Wheel Club di Agrigento, dal Rotary Club di Agrigento, dal Rotaract e dall'Interact Club di Agrigento. E tra le tante iniziative natalizie dei componenti dell'associazione Comete TS anche un torneo di calcetto svoltosi a Santa Elisabetta. Torneo di calcetto natalizio tra le associazioni di Comitini, Santa Elisabetta e Racalmuto, con la partecipazione della Santa Elisabetta Futsal, oggi qui appunto a Santa Elisabetta, un momento di incontro, di insieme, di svago, di inserimento. Sì, siamo alla terza edizione di questo mini torneo che appunto coinvolge anche la squadra della Futsal di Santa Elisabetta e i ragazzi dei nostri progetti SAI che insistono nei comuni di Comitini, Racalmuto e Santa Elisabetta. Questo è un momento tanto atteso da parte dei nostri beneficiari che come tutti i ragazzi hanno la passione per il calcio
Tra l'altro per ora è in corso anche la Coppa d'Africa, per cui ecco, anche per loro è un momento particolare. Si conclude un anno anche qui a Sant'Elisabetta, un anno di attività intensa, rivolta esclusivamente al benessere dei nostri ragazzi, alle attività di assistenza, di integrazione e soprattutto anche di inserimento lavorativo. Sono stati appunto dei mesi molto intensi in un contesto buono che ci ha sempre accolto in maniera ottima. Tra l'altro quest'anno è il 75esimo anno anche della fondazione del Comune di Sant'Elisabetta, abbiamo organizzato anche degli eventi appositi in tal senso, per cui ecco, è stato un anno positivo e speriamo appunto che il prossimo sia foriero nuovamente di buone prassi. Comunque, oltre ad essere una giornata di sport, è una giornata di inclusione, accoglienza per questi ragazzi che meritano tanto. Quindi quando si parla di risorsa è veramente questo. Oltretutto noi in squadra abbiamo diversi elementi che vengono da fuori e che per noi sono veramente delle risorse. Sta gente ha bisogno di essere accolta già col lavoro che fa l'associazione Cometa, un'associazione che già svolge un grandissimo lavoro d'accoglienza, ma anche per il proseguo di incontrare queste realtà come la nostra, che li fanno inserire nella società, li fanno inserire possibilmente nel mondo del lavoro, e che è cosa fondamentale. Questa è, quando si parla di inclusione, si parla di accoglienza, questo è il vero senso. La prima fase svolta dall'associazione Cometa, che è una fase importante, ma la seconda fase è questa: trovare gente disponibile, gente che l'accoglie, gente che li fa inserire sia nel mondo del lavoro che nella società. E noi già questo lo stiamo svolgendo. Abbiamo un 4-5 elementi che vengono da fuori, dalle varie parti del Nord Africa, e di questo siamo contenti. Quindi ringraziamo tutti, ringraziamo Emilio per questa iniziativa e siamo contenti veramente di questo. Colgo l'occasione per fare un augurio di buon anno a tutti e buona partita, che sia una bellissima giornata di festa e vinca il migliore, sì, che sia una bellissima giornata di festa. A Siculiana è stato inaugurato il Natale medievale nel Borgo Calat, nei magazzini dello storico Palazzo Agnello, un itinerario immersivo fatto di suoni, sapori e quadri storici. Un fatto storico, il Natale nel Borgo di Calat 2025. Si riaprono i magazzini di Palazzo Agnello, magazzini culturali acquisiti al patrimonio del Comune di Siculiana, che diventeranno da stasera un luogo di incontro, di storia, di cultura, una rievocazione storica che parte dal patrimonio del 1311 di Costanza, Brancaleone e Doria, che stasera riprende vita. Bellissimo, una bella esperienza, molto caratteristico, organizzato nei minimi particolari. Bellissimo. Molto caratteristico, molto tipico, in effetti anche le botteghe era un richiamo al periodo del Medioevo. Complimenti. Il Palazzo Agnello fu costruito nel Settecento e questi erano i magazzini dove i baroni tenevano tutte le vettovaglie e i prodotti che venivano dai loro feudi o che c'era intorno al paese. Sono stati praticamente chiusi fino a 2 anni fa e all'interno mantengono quelle caratteristiche di antichità sia strutturale che come rifiniture che erano classiche tra il Settecento e l'Ottocento. Con l'avvento dell'amministrazione comunale tutti i magazzini sono stati ripresi e vengono utilizzati, e oggi è proprio l'inaugurazione, come spazi per attività culturali. Adesso c'è la rievocazione del Medioevo siciliano, in particolare quello siculianese, con la presenza di Costanza e di Brancaleone Doria. È un posto suggestivo, molto bello, si può fare tante cose qui, si presta a moltissime attività. È stata una bella iniziativa, veramente, ci voleva per Siculiana. È un'esperienza bellissima, molto piacevole, credo.
Linea alla regia per la pubblicità. In occasione del 1800° anniversario della nascita di San Lorenzo, l'oratorio diventa spazio di apparizione con la video installazione dell'artista Dario Denzo Andriolo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Un'installazione all'interno dell'oratorio San Lorenzo, una video installazione che avete abbracciato. Sì, abbiamo commissionato in realtà in occasione del 1800° anniversario dalla nascita di San Lorenzo. Qua siamo all'oratorio di San Lorenzo, quindi ci sembrava dovuto dedicare un evento a questo santo meraviglioso che è il padrone di casa di questo luogo spettacolare. Questa iniziativa nasce dal ritrovamento dei disegni preparatori dell'affresco della volta, realizzata da Giacinto Calandrucci nel 1702, quindi contemporaneamente al cantiere di Giacomo Serpotta, ai noi crollata nel 1823 e per cui nessuno ha mai visto queste immagini. Trovando questi disegni preparatori abbiamo voluto affidare a Dario Denzo Andriolo, che è un video designer straordinario, li abbiamo voluti affidare a lui, che li ha colorati, li ha resi vivi, li fa danzare, li ha musicati in una installazione particolarmente affascinante che spero possa piacere. Com'è nata l'idea di questa video installazione all'interno dell'oratorio San Lorenzo? È un'idea che ci ha cercato, è un'idea fatta di incontri tra me e il principe e un tratto meraviglioso di Giacinto Calandrucci che rielaboro e continuo, proseguo fino a portarvi in un viaggio altro, in un luogo dove le assenze sono più importanti delle presenze. Cosa vedremo? Cosa si deve aspettare il pubblico? Penso che più che vedere dovrete sentire. È un lavoro fatto anche di suono, dove è tutto originale, dal suono al video, e dovete lasciarvi semplicemente trasportare. E sul presepe vivente a Cesarò vediamo questo servizio dei colleghi di Messina. E sono veramente molto emozionata di vederlo. Sono venuto apposta da Catania perché l'anno scorso non l'ho potuto vedere, mentre ora lo sto vedendo e sono emozionatissimo. Ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. E lei ha scelto oggi di venire qui a Cesarò per vedere da vicino questo presepe vivente. Da dove arriva? Allora, io sono nativa di Cesarò, però vivo a Siracusa da moltissimi anni ormai. E non è mai capitato di poter vedere, diciamo, questo presepe vivente, perché non è mai il giorno di Natale quando io vengo a trascorrere la giornata con la famiglia, però quest'anno il presepe mi ha voluto oggi, oggi qua, perché per Natale non è stato possibile venire. E sono veramente molto emozionata di vederlo, perché sono stata sempre lusingata da come la comunità si riunisce e si adopera per realizzare questo evento. È una cosa veramente molto bella. Un borgo che ha tante potenzialità turistiche. Certamente li ha, un borgo medievale di grandi potenzialità turistiche, e speriamo che verranno messe a fuoco ancora meglio di come già si stanno mettendo a fuoco. Ci sarà la possibilità di scoprire il centro storico di Cesarò. Lei porta nel cuore questo luogo? Sempre nel mio cuore. Cesarò è veramente una delle località che porto nel cuore, perché è la mia località nativa, e poi perché veramente è un bel centro, un centro fatto di umanità, soprattutto un'umanità che non riscontro in nessuna parte del mondo. E c'è grande attesa per il presepe vivente, è un momento che unisce tutta la comunità. Sì, non solo unisce la comunità, ma soprattutto suggestivo, perché da tanto tempo che abbiamo il castello non c'è stata questa iniziativa. Invece complimenti ha avuto questa iniziativa, perché è memorabile. L'auspicio è che possa crescere sempre di più questo evento e magari attirare sempre un maggior numero di visitatori. Soprattutto l'interesse primario sarebbe quello di far venire gente di fuori e ovviamente guardare bello il presepe come è stato eseguito, è suggestivo veramente.
Quindi tra poco prenderà il via, si prova già un'emozione. Io l'emozione la provo perché sono venuto apposta da Catania, perché l'anno scorso non l'ho potuto vedere, mentre ora lo sto vedendo e sono emozionatissimo, veramente. Sono state giornate di festa e solidarietà quelle vissute al quartiere Provvidenza di Caltanissetta, trasformato per l'occasione in un vero e proprio borgo natalizio, in occasione di Una stella nel borgo, il dono del Natale, manifestazione inserita nel calendario degli appuntamenti di Caltanissetta, città del Natale, promossi dall'amministrazione comunale. Al centro dell'iniziativa la riscoperta del senso più autentico della Natività, raccontata attraverso una rappresentazione dal valore universale all'interno di un quartiere dal volto multietnico, dove culture e storie diverse convivono ogni giorno, rendendo il messaggio ancora più simbolico, il Natale come momento di accoglienza e condivisione. Per i visitatori non solo la possibilità di osservare la scena, ma anche di viverla in prima persona, indossando gli abiti di Maria e Giuseppe e diventando parte integrante del racconto. È stato molto emozionante per me vedere anche le altre persone che si sono trovati qua a visitare questa manifestazione di cimentarsi nelle parti della Maria e di San Giuseppe con il bambino in mano, a dimostrazione del fatto che la nascita di Gesù bambino coinvolge tutti. L'iniziativa è stata anche occasione per riscoprire attraverso percorsi guidati in bicicletta la storia e gli aspetti meno conosciuti di questo quartiere, tra i più antichi della città. Ampio spazio è stato dedicato alla solidarietà concreta con la prima consegna dei giocattoli raccolti durante la campagna Rigiochiamo, promossa dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, un'iniziativa che ha coinvolto le scuole del capoluogo nisseno, ma anche di Palermo, Catania e Comiso, in una raccolta straordinaria di giocattoli usati, ma in ottimo stato, destinati alla beneficenza. Rigiochiamo, un evento che ormai siamo giunti all'8ª edizione, un evento che quest'anno viene finanziato grazie all'assessorato alla famiglia e al contributo logistico di Posta. Permette insieme ai nostri 7 principi fondamentali di regalare un sorriso, di riutilizzare, di vedere i bambini sorridere. Questa è la finalità del progetto, riutilizzare i giocattoli che gli altri bambini non utilizzano e scartarli, riconfezionarli. Fare tutto ciò per rimettere nuovamente il giocattolo a posto e poterlo donare. Un'edizione che si ripete ogni anno, sta diventando una tradizione, ma una tradizione che non solo fa sorridere i bambini, fa gioire i nostri cuori. In questo modo riusciamo ogni anno a far vivere dentro i loro cuori quella scintilla che manca e quindi i nostri obiettivi vengono raggiunti. Ad Alcara Lifusi il memorial del musicista Nicola Marino. Ai nostri microfoni la moglie di Nicola Marino. Oggi è un giorno che definire emozionante, toccante è poco, è molto di più oggi. È molto di più perché si ricorda Nicola che è stata una persona speciale, squisita, di una bontà unica. Il ricordo che ho di lui, che persiste e resiste per sempre, sono i nostri figli, i nostri 2 figli, Valeria e Nicola. Era squisito, ora è un angelo e so che ci guarda, ci guida, mi dà la forza di andare avanti e di crescere i nostri figli. Tanti momenti musicali oggi ad elevare la sua grande passione. Sì, ci sono i miei figli, Valeria che presenta, Nicola che suona, e portano avanti ciò che il padre ha dovuto lasciare con orgoglio. Vanno avanti loro parlando sempre del papà, Nicola che non l'ha conosciuto è come se ce l'ha accanto e portano avanti la tradizione di famiglia, ecco, con tanto amore, con tanto orgoglio.
oggi ci troviamo qui alla 18ª edizione del premio Nicola Marino. Mio padre era una persona appassionata di musica, di cultura in generale, era un maestro di musica appunto di flauto traverso, diplomato al Conservatorio di Palermo. Qual è il ricordo più bello, l'insegnamento più grande che custodisci ogni giorno? Allora, parlare di mio padre non è semplice, è sempre una grande emozione, di ricordi ce ne sono davvero tanti, ovviamente da figlia dico che era un padre esemplare, sono stati solamente 10 anni, però sono stati forti e molto importanti per me, mi ha lasciato intanto una formazione culturale e artistica. Il valore della musica, cosa rappresentava per lui e cosa rappresenta per te? Allora, per mio padre la musica era la sua vita, ha vissuto per 46 anni di questo, ne ha fatto il suo lavoro e l'ha tramandato a noi figli. Per me la musica è tutto, è magia, è stupore, è la cosa più importante che mi accompagna nelle mie giornate. Dalla musica sento la presenza di mio padre quotidianamente vicino a me. Ai tanti presenti oggi, ai poeti, ai nostri telespettatori, quale augurio facciamo per questo 2026? Allora, per quest'anno io auguro a tutte le persone, ai nostri presenti, alle persone che ci vedono da casa, un anno di pace soprattutto, perché credo che sia un momento difficile un po' per tutti, di serenità e di prosperità. E per lo sport è iniziata la sessione invernale di calciomercato, sarà un mese di trattative per rimborsare le rose fino al 2 febbraio. In casa Palermo si partirà dalle cessioni con Brunori e Bardi pronti a salutare per poi intervenire sulla tre quarti e consegnare a Inzaghi una squadra più competitiva per il girone di ritorno. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Con l'inizio del nuovo anno entra ufficialmente nel vivo uno dei momenti più attesi del calcio italiano, la sessione invernale di calciomercato. Da ieri 2 gennaio i club possono tornare a muoversi sul mercato, con un mese di tempo, fino al 2 febbraio alle ore 20, per rinforzare le rose attraverso acquisti, cessioni e scambi. Un periodo tradizionalmente più mirato rispetto all'estate, ma spesso decisivo per gli equilibri della seconda parte di stagione. In casa Palermo il mercato è già entrato in una fase operativa. La priorità in questa prima battuta è rappresentata dalle uscite, fondamentali per liberare slot nella lista e consentire nuovi innesti, soprattutto tra i giocatori over. 2 operazioni sono ormai addirittura d'arrivo. Matteo Brunori è pronto a vestire la maglia della Sampdoria, mentre Francesco Bardi saluta dopo pochi mesi per trasferirsi al Mantova. Scelte che rispondono a esigenze tecniche e di gestione della rosa. L'addio di Brunori in particolare impone riflessioni profonde sul fronte offensivo. Il Palermo non cerca un sostituto con le stesse caratteristiche, ma un profilo diverso, capace di agire tra le linee, creare superiorità numerica e aumentare il tasso di qualità sulla tre quarti. In quest'ottica il nome più suggestivo resta quello di Matteo Tramoni. Inzaghi lo conosce bene e ne apprezza duttilità e capacità realizzative. L'operazione però è complessa per valutazione economica e concorrenza e resta legata anche alle strategie del club proprietario del cartellino. Accanto a Tramoni il Palermo continua a monitorare altri profili. Nicolas Pierini e Dennis Jonsen rappresentano piste più accessibili, mentre resta sullo sfondo l'idea di Antonio Vergara, talento di proprietà del Napoli, reduce da una stagione positiva in Serie B e ancora in cerca di spazio in massima serie. In questo caso il nodo principale riguarda la formula del trasferimento, con le parti al lavoro per trovare un equilibrio. Non solo entrate però, in orbita cessione ci sono anche Diachité e Corona, entrambi seguiti da club di Serie B. Operazioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane e che rientrano nel piano del direttore sportivo Carlo Osti, orientato a sfoltire l'organico prima di affondare i colpi in entrata. Al momento invece non sono previste rivoluzioni a centrocampo, dove la società intende confermare l'ossatura attuale. Il mercato del Palermo dunque è pronto ad accendersi, la sensazione è che i movimenti più importanti arriveranno dopo il rientro dalle festività, quando il quadro delle cessioni sarà più definito. L'obiettivo è chiaro, consegnare a Inzaghi una rosa più equilibrata e competitiva per affrontare al meglio il girone di ritorno. Le prossime settimane diranno se dalle strategie si passerà ai colpi decisivi. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9.
Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.